La Procura di Udine ha riaperto le indagini sulla strage dell'antivigilia di Natale a Udine che costò la vita a 3 poliziotti, le testimonianze del sopravvissuto, dei parenti delle vittime e dell'avvocato che difese uno degli imputati. L'Università di Udine ha riaperto oggi le porte alle matricole che possono partecipare alle lezioni in presenza. Il rettore Pinton sottolinea l'elevata adesione alla campagna vaccinale del personale. Hanno riaperto oggi le terme di Grado, Arta e Monfalcone, si accede solo su appuntamento ed esclusivamente per trattamenti sanitari. Buono l'avvio e promettenti le prenotazioni per l'estate. Cominciati questa mattina i lavori per la salita dello Zoncolani in vista dell'arrivo del Giro d'Italia, tra neve da rimuovere e asfalti da rifare, una corsa contro il tempo. 12 top club europei, tra i quali Juve, Inter e Milan, si sono accordati per la nascita della Superlega, un nuovo torneo a 20 squadre, scisma con la UEFA, se ne parla bianconero dalle 21. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. A 22 anni di distanza la Procura di Udine ha riaperto le indagini per cercare di individuare i responsabili della strage di Natale in cui persero la vita 3 poliziotti. Riaperte le indagini per far luce sulla morte dei 3 poliziotti uccisi il 23 dicembre 1998 in Viale Ungheria a Udine. La Procura del capoluogo friulano ha aperto infatti un nuovo fascicolo per individuare i responsabili della strage di Natale. Gli agenti di polizia Giuseppe Guido Zanier, allora 34enne, Paolo Cragnolino, allora 33 anni, e Adriano Ruttar, al tempo 41enne. I 3 rimasero uccisi in un attentato all'alba. Erano le 5:45 quando intervennero in Viale Ungheria, dove un passante aveva segnalato uno strano fumo uscire dall'interno di un negozio di telefonia. Gli agenti si avvicinarono e notarono un oggetto vicino alla toppa della serratura della porta e tentarono di rimuoverlo. Era una bomba a mano M52 che esplose uccidendoli. Le indagini scattarono subito, furono battute 2 piste: un attentato diretto alla vita dei 3 poliziotti a seguito dei controlli che eseguivano nella zona di Borgo Stazione in quel periodo, oppure un attentato diretto ai membri di una banda rivale in seno a un'organizzazione criminale operante nello sfruttamento della prostituzione. Furono indagati alcuni cittadini albanesi processati in primo e in secondo grado, poi assolti in Cassazione per il reato della strage, condannati per reati minori. Adesso, a distanza di tanti anni, nuovi elementi sarebbero emersi, permettendo così alla magistratura friulana di riavviare le indagini, aprendo un nuovo fascicolo a carico di ignoti. Non credo volessero uccidere, ma solo dare un avvertimento, poi è finita con 3 morti e 2 persone ferite, tra queste anche io, parla uno dei 2 sopravvissuti, Paolo Albertini. Riaperte le indagini per far luce sulla morte dei 3 poliziotti uccisi il 23 dicembre 1998 in Viale Ungheria a Udine. La Procura del Ripercorriamo insieme a uno dei testimoni, anche vittima di questa esplosione, cosa è successo quella mattina? È successo che sono arrivato lì, previo l'allarme che mi è arrivato in casa, dopo 5-6 minuti che eravamo lì, è scoppiata questo ordigno che di conseguenza purtroppo 3 morti e io ferito. A me fortunatamente la scheggia è entrata nella gamba, sì, nel piede, mi ha rotto la tibia e il perone. Da allora sono passati quasi oltre 22 anni e non si capisce ancora che cosa sia successo. Magari sia la volta buona che riescano a individuare e fare chiarezza, cosa che io spero vivamente che riescano a prendere i colpevoli e fare chiarezza, anche per questi 3 poliziotti che sono morti. Io dopo 22 anni la vedo un po' dura. Lei si è mai fatto un'idea di che cosa può essere successo? Sono state messe in ballo tantissime cose, però io sono ancora qui a testimoniare, a dare tutto il supporto che serve, però sono tante correnti, ma non si sa ancora. Certo che comunque non so se volevano proprio ammazzare, quello io credo di no. Speriamo che con l'apertura di una nuova inchiesta i responsabili vengano finalmente individuati. Giancarlo Zani ricorda il fratello Giuseppe Guido, una delle 3 vittime della strage.
io dopo 23 anni posso sperare e volere anche, perché mi permettetemi anche il volere, mio fratello aveva un anno più di me, quindi eravamo cresciuti insieme, facevamo lo stesso lavoro, io ho scelto poi di fare lo stesso sul lavoro appunto perché per me mio fratello era una persona della quale io mi fidavo totalmente, per me era il mio secondo padre e quindi dare giustizia a mio fratello e agli altri due e avere la verità, ripeto, dopo 23 anni mi sembra dovuto, prima di tutto a loro e poi anche a me che purtroppo la mia famiglia non ha avuto tanta fortuna, avevamo perso il padre giovane, poi c'è stato appunto il fatto pochi anni dopo mi hanno ammazzato mio fratello, mia mamma non è mai riuscita a superare questo dramma e quindi ho perso anche lei e quindi anche in memoria loro vorrei che la giustizia, dopo 23 anni, arrivi finalmente. Si riapre dunque una ferita anche per Lucio Dominicini, allora agente dell'ufficio volanti della questura di Udine, che chiede giustizia per i 3 poliziotti e dice sono passati tanti anni, ma è come fosse ieri. I ricordi sono ancora molto vivi e ricordo chiaramente quella telefonata che mi è arrivata a casa da un amico, un collega ed un amico, dove appunto mi si diceva che Guido era morto. Ricordo che in quel momento mi sono svegliato dal letto e è stato per me un trauma indescrivibile, difficile poterlo descrivere. So che mi sono vestito la meno peggio, mi sono precipitato sul posto, uno dei 3 colleghi era ancora lì, una scena straziante, sentivo ancora l'odore della polvere da sparo, questo odore proprio di morte, ormai sapevo che erano morti tutti. Faccio fatica a descriverlo, faccio fatica a descrivere il fatto di aver saputo che il mio migliore amico era morto in quel modo, in quel contesto. È stata un'esperienza devastante, ripeto, ed è un dolore che ogni 23 dicembre si rinnova, si riapre, una ferita che continua a trasudare sangue, rabbia, amarezza, perché oltre al fatto di aver perso un amico, questo amico assieme agli altri miei 2 colleghi non hanno avuto giustizia, non abbiamo saputo più nulla. Con la nuova indagine si riparte da zero, il punto nodale oggi come allora resta il movente di quell'attentato. Parla l'avvocato Maurizio Miculan che difese in primo e secondo grado uno degli imputati poi assolto in Cassazione. Avvocato, lei difese una delle persone che andarono a processo per questa vicenda. Difendevo l'imputato italiano che si è trovato a scontare 2 anni e mezzo di custodia cautelare per le ipotesi di strage e di associazione di stampo mafioso, che poi, come ben sapete, sono finite nel nulla, visto che già nel corso del processo di primo grado era stata emessa sentenza di assoluzione con riferimento al reato di strage e poi nell'appello si è arrivati al riconoscimento della insussistenza anche del reato di associazione mafioso. Fu tutto derubricato in un'associazione delinquere ordinaria prescritta per il decorso del termine. Alla fine non si è riusciti a individuare quelli che erano effettivamente i responsabili di questo reato. Ricordo a me stesso che uno dei motivi di feroce scontro anche in aula con l'accusa fu proprio quello di individuare sostanzialmente il movente. La difesa diceva è stata messa una bomba. Dove è stata messa la bomba? Sulla vetrina di un negozio. Chi si voleva colpire? Il proprietario del negozio o comunque quel negozio. Però evidentemente poi ci si è innamorati della pista alternativa, quella di un'associazione delinquere di stampo mafioso nell'ambito del quale sarebbe maturato l'attentato omicidiario. Esclusa quella, è chiaro che l'unica pista alternativa era quella da cui si riparte dopo 23 anni dal fatto. Se poi lei mi chiede che speranze ci sono io dico 23 anni sono veramente un'epoca geologica dal punto di vista investigativo.
È stato convocato per domani pomeriggio alle 17 il comitato tecnico scientifico che dovrà esprimersi sulle misure che potrebbero confluire nel nuovo decreto legge, ad esempio quella di un pass per gli spostamenti nelle zone arancioni e rosse, ma sul tavolo ci sono anche i protocolli per le riaperture proposti dalle regioni, sulle quali i tecnici hanno già espresso alcune perplessità, in particolare sulla volontà dei presidenti di aprire i locali anche nelle zone rosse e sull'utilizzo degli spogliatoi per quanto riguarda palestre e piscine. Intanto il presidente del Friuli Venezia Giulia della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha risposto a una domanda sul pass turismo in sicurezza durante un collegamento con Rai News 24. Se ci sono degli strumenti attuabili e che possono favorire l'arrivo di turisti in Italia, noi lo vedremmo con favore, ha detto, aggiungendo che al momento alle regioni non sono arrivati documenti dettagliati in merito alle ipotesi al vaglio del governo e che per questa ragione al momento non è possibile fare una valutazione con cognizione di causa, ma appunto dice che si è più che disponibile a valutare qualsiasi strumento che possa favorire il turismo nel paese, il comparto che forse ha subito maggiori ripercussioni da questa crisi pandemica. Fedriga ha anche anticipato che domani ci sarà un incontro col governo sul tema scuola per parlare di mezzi di trasporto e di orari di ingresso degli studenti, ha ribadito la disponibilità delle regioni, sottolineando tuttavia che ci sono limiti fisici come la disponibilità dei mezzi che non si possono superare. Sempre in tema scuola ha parlato anche della possibile introduzione dei test salivari senza impiego da parte del personale sanitario. Rispetto a questa ipotesi ha detto che non sono ancora arrivati documenti ufficiali del CTS, può comunque essere una strada percorribile. E l'Università di Udine oggi ha riaperto le sue porte alle matricole che possono dunque ricominciare a frequentare le lezioni in presenza. Con il rettore Pinton abbiamo anche parlato dell'adesione del personale alla campagna vaccinale, della quale è soddisfatto. Rettore, oggi si riparte in presenza anche all'università, ma come? Innanzitutto noi partiamo con una ripresa graduale, cioè nel senso che oggi rientrano in aula i ragazzi e le ragazze dei primi anni dei corsi di laurea triennali, magistrali e ciclo unico. E abbiamo deciso questa soluzione in attesa poi di vedere quale sarà l'evoluzione del quadro epidemiologico ed eventualmente aprire anche agli altri anni. Ovviamente la didattica sarà in presenza per questi ragazzi e ragazze, ma anche a distanza. Dovranno essere rispettati tutti i protocolli di sicurezza, il distanziamento, la igienizzazione delle mani e la mascherina che dovrà essere sempre tenuta. Noi provvederemo poi naturalmente alla significazione dei locali e sarà obbligatoria per tutti gli studenti in presenza la prenotazione. È anche vero che però abbiamo fatto di necessità virtù e tutto sommato l'esperienza della didattica a distanza partita in una situazione emergenziale, in realtà arriva dopo un anno ad averci anche lasciato delle indicazioni molto interessanti anche per il futuro, per avere la possibilità di erogare una didattica integrata che aumenti naturalmente l'impatto della formazione universitaria, aprendo anche delle prospettive nuove ed interessanti. Poi non solo per le matricole ma anche per gli altri ragazzi e ragazze è ripristinata la possibilità di svolgere le attività laboratoriali in presenza. Quanti docenti si sono vaccinati al momento? Devo dire che l'adesione è stata molto alta. Inizialmente avevamo il 60%, ma considerando anche tutto il personale medico e considerando il fatto che grazie all'opportunità che ci è stata data abbiamo potuto estendere la vaccinazione anche ai professori a contratto, in realtà abbiamo raggiunto percentuali che sono vicine a quelle che si sentono dire per l'immunità di gregge, chiamiamola così. E oltre alla scuola c'è anche la ripartenza dei ristoranti, ma la proposta di far aprire i ristoranti dal 26 aprile solo all'aperto non convince la FIP Confcommercio Udine. Secondo il presidente Dalla Mora, la metà dei locali del territorio non dispone di spazi all'aperto. Quelli che li hanno dovrebbero sostenere spese aggiuntive superiori ai ricavi. Significherebbe che metà dei locali non potrebbero aprire. Secondo il nostro centro studi, difatti abbiamo
visto che almeno il 46% non dispone di spazi all'aperto. E per i locali che invece di questi spazi dispongono, significherebbe aprire pressoché in perdita. Probabilmente il legislatore non si è accorto che non siamo ai Caraibi, non siamo alle Maldive, e le previsioni per la prossima settimana danno le minime a 7-8 gradi in quasi tutta la regione, anzi in tutta la regione, con una temperatura media, abbiamo verificato, intorno alle 8-9 di sera, di 12-13 gradi. Io sfido chiunque a cenare all'aperto con 12-13 gradi. La richiesta che abbiamo fatto nei centri abitati, nei centri storici, anche gli esercizi che dispongono di spazi all'aperto godono di spazi non illimitati, non di spazi enormi. Per questa ragione c'è bisogno, dovendo rinunciare all'interno dei locali, di creare almeno un minimo di equilibrio economico, e questo si può raggiungere solo aumentando gli spazi all'aperto in questo caso. Però non possiamo pretendere di far pagare la maggiore occupazione di suolo pubblico a un locale al quale per legge viene impedito di utilizzare lo spazio interno che è di proprietà. Hanno riaperto oggi le terme di Arta, Grado e Monfalcone, ma solo su prenotazione per i trattamenti sanitari. Buona comunque la partenza, anche le previsioni per i mesi estivi. Sono ripartiti oggi i centri termali del Friuli Venezia Giulia. Si potrà così accedere nuovamente alle terme marine di Grado, Arta e Monfalcone per la parte sanitaria, ovvero si potrà usufruire delle prestazioni in convenzione con il sistema sanitario regionale che rientrano nei livelli essenziali di assistenza, quindi inalazioni, vasche e massaggi. La prospettiva delle prenotazioni per questa stagione, come spiega a Telefriuli l'amministratore unico della GIT Alessandro Lovato, appare buona. Per i mesi di luglio e agosto ci sono 870 persone che hanno già fissato il periodo di cura alle terme marine di Grado. La GIT ha predisposto tutte le massime attenzioni per quel che riguarda le misure anti-Covid. Chi si recherà quest'anno alle terme marine sarà sottoposto innanzitutto a un triage completo a partire dalla misurazione della temperatura all'indagine fatta da un medico. Inoltre, al momento quasi tutto il personale è stato vaccinato o in attesa della seconda dose, assicurata per l'inizio della stagione estiva, che vedrà quindi l'intero staff immunizzato. Sono ancora in calo i numeri della pandemia in Friuli Venezia Giulia. I contagi oggi sono stati 32 su 1523 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 2,1%, e per quanto riguarda i test rapidi antigenici hanno portato a rilevare 20 casi, il 3,45% dai 579 eseguiti. 10 i decessi, i ricoveri in terapia intensiva scendono a 52 e si riducono anche quelli in altri reparti a 371, scendono a 8.972 le persone in isolamento. È stato trovato senza vita nel primo pomeriggio di oggi l'uomo di Udine di 56 anni che non dava notizie di sé da 24 ore. La sua bicicletta con la quale si era allontanato ieri da casa sua era stata notata da un passante vicino alla Ledra in via Martignacco. Lo hanno cercato i vigili del fuoco di Udine, i sommozzatori di Trieste e Venezia. È stato trovato in acqua morto per annegamento. Allarme questa mattina in una scuola secondaria di primo grado di Udine per una ragazzina scomparsa durante le prime ore di lezione. L'alunna si era presentata regolarmente in classe e poi è uscita dal plesso, e non vedendola più rientrare l'insegnante ha lanciato l'allarme. Sul posto la Polizia di Stato, che ha avviato immediatamente le ricerche, ha sentito i titolari di alcune attività commerciali presenti a pochi metri dall'edificio, ma nessuno l'aveva vista. È stata poi rintracciata in centro città dopo un'ora, affidata ai genitori. E in una scuola media di Udine la scorsa settimana si è verificato un grave episodio di bullismo tra un paio di allievi. Da quanto è emerso da alcune testimonianze, un ragazzino avrebbe minacciato un compagno con un piccolo coltellino che poi però non è stato rinvenuto. Dopo l'allarme sul posto è intervenuto una volante che ha avviato un procedimento. Nella stessa scuola da questa mattina è stato vietato l'utilizzo dei servizi igienici durante la ricreazione. La decisione è stata presa per applicare le norme di sicurezza anti-Covid ed evitare assembramenti pericolosi. I rappresentanti dei genitori hanno chiesto un consiglio di istituto straordinario per discutere di quanto avvenuto con i referenti dell'istituto comprensivo.
Un ragazzo di 23 anni di Codroipo è ricoverato in serie condizioni all'ospedale di Udine in seguito ad alcune lesioni da ustione che ha riportato agli arti e agli organi mentre stava operando su un traliccio dell'alta tensione a Codroipo. Sono cominciati oggi sullo Zoncolan i lavori di approntamento delle strade per la salita dal versante di Sutrio, una sfida sia per i tempi che per la quantità di neve che è presente. Poco più di 3,5 km da Lenzo Moro alla vetta, con una pendenza media superiore al 12%. Si deciderà qui la 14ª tappa del Giro d'Italia da Cittadella alla cima dello Zoncolan. Poco più di un mese alla fatidica data del 22 maggio, ma della strada che i girini a caccia della rosa percorreranno si vede ancora poco. Colpa di quasi 3 metri di neve in quota che per il momento non hanno alcuna intenzione di sciogliersi. Sono quindi cominciate con ruspe, frese e gatti delle nevi i lavori di apertura della strada che dopo la pulizia verrà riasfaltata da FVG Strade, così come gli 11 km che separano il rifugio dall'abitato di Sutrio. Ci concentreremo questa settimana per far sì che la strada sia sgombera, sia libera dalla neve. Ci siamo dovuti attrezzare quest'anno con, come vedete, i macchinari che sono qui presenti. Ci sono ci sono lame, ci sono delle turbine, c'è anche la collaborazione di Promoturismo con dei gatti, insomma, delle nevi. Per la neve che occupa prati e parcheggi invece niente da fare, a quello ci dovranno pensare pioggia e sole, anche perché il sogno è che lo Zoncolan possa per la fine di maggio ospitare i tifosi della Corsa Rosa. Noi dobbiamo prepararci come fosse un anno normale, quindi dobbiamo dare la possibilità a tutti, a chi ne vuole, di venire qui in auto e partecipare come spettatore, insomma come fan, a vedere la tappa del Giro d'Italia. Logicamente poi non dipenderà da noi, perché dovremo aspettare, immagino, un DPCM che ci dirà in quale eventualmente se tutti liberi oppure se ci sarà un numero chiuso, ma noi come comune dobbiamo attrezzarci, organizzazione, per far sì che sia tutto in ordine. Un'operazione straordinaria a beneficio di un bene pubblico, così ha detto il vicepresidente della Regione Riccardi in merito alla riqualificazione del complesso industriale ex Weissenfels questa mattina in 4ª commissione consiliare. Riqualifichiamo e mettiamo in sicurezza i capannoni di proprietà del comune di Tarvisio per garantire oltre 100 posti di lavoro, ha aggiunto Riccardi, precisando che è stato deciso di intervenire assegnando le risorse alla protezione civile per le ragioni di eccezionalità dell'intervento che trovano nelle competenze dell'ente la capacità di intervenire dal punto di vista progettuale, procedimentale e realizzativo. L'intervento che ha detto il vicegovernatore va alla montagna in cui non ci sono consorzi industriali che operano su quel territorio e gestiscono situazioni simili. Un progetto di ampliamento da oltre 250 milioni di euro riguarda la Kronospan di San Vito al Tagliamento, arriveranno anche 210 posti di lavoro. Ben 252 milioni di euro di investimento e una ricaduta occupazionale di 210 assunzioni, 48 tra direttivi e impiegati e 162 operai. Sono le cifre del progetto di ampliamento della Kronospan Italia di San Vito al Tagliamento, nata nella zona industriale di Ponte Rosso nel 2008, che prevede la realizzazione di una nuova linea per la produzione di pannelli trucciolari ricavati da materiali riciclati. Abbiamo l'ambizione di costruire uno stabilimento che produrrà pannelli trucciolare con componentistica 100% base riciclata. Preleveremo dal mercato del mobile tutte quante le parti di sfrido per ricostruire il pannello. Si parla di codici CER non pericolosi, quindi un esempio perfetto di economia circolare. Stando al progetto, che sarà realizzato 18 mesi dopo il via libera della Regione atteso per fine giugno, il materiale sarà stoccato in silos per evitare la dispersione in atmosfera in un'area dove troveranno spazio anche un negozio fai da te e un centro logistico di vendita. Infine, gli scarti saranno utilizzati per alimentare una centrale per la produzione di energia termica ed elettrica, che nei giorni scorsi aveva destato le preoccupazioni dei comitati locali. Si tratta di una semplice caldaia di grandi dimensioni, generosa proprio per evitare problematiche di inquinamento. In esse verranno inserite tutte quante le parti fini, le parti più sottili della nostra produzione e questo ci permetterà proprio una combustione assolutamente moderna, assolutamente ambientale. Antenne dritte anche da parte del Comune di San Vito al Tagliamento, che ha nominato un esperto per monitorare il progetto, specie per quanto riguarda l'utilizzo dell'acqua di falda.
Oltre a essere assolutamente abbondante, non risente assolutamente di prelievi che abbiamo simulato. Questa azienda ha già stabilito che 51.000 metri cubi di acqua piovana saranno recuperati in alcune vasche enormi posizionate sotto l'impianto. Giuseppe Morandini guiderà la Fondazione Friuli anche per il prossimo quadriennio, oggi il rinnovo delle cariche. Giuseppe Morandini è stato confermato presidente della Fondazione Friuli. L'avvocato pordenonese Bruno Malattia e il docente dell'Università di Udine Guido Nassimbeni sono stati indicati come vicepresidenti. La Fondazione Friuli ha rinnovato il proprio consiglio di amministrazione per il quadriennio 2021-2025. A conferma della compattezza degli enti designanti e del solco della tradizione, entro i termini previsti dallo statuto è stata depositata una lista unica composta dal presidente uscente Morandini, dall'avvocato Malattia, dal professor Nassimbeni, dal cardiologo Francesco Antonini Canterin, dall'esperta di marketing turistico Diana Candusso, dalla commercialista Michela Colin e dalla docente di storia dell'arte Francesca Venuto. È stato rinnovato anche il collegio sindacale, che ora è composto da Andrea Cainero nel ruolo di presidente, Giuseppe Gregoris e Raffaella Rizza. Supplenti sono Stefano Biasutti e Barbara Sette. Esprimo estrema gratitudine ai consiglieri uscenti per l'intensità del lavoro svolto in questi anni con passione e professionalità, ha sottolineato Morandini nel discorso di ringraziamento per la fiducia confermata. Quello appena concluso, ha proseguito, è stato un mandato che ha dovuto affrontare profondi cambiamenti nelle esigenze del territorio, esaminando centinaia di progetti in costante crescendo per quantità e qualità. Il CDA uscente, per dare risposte tempestive a un territorio in cui la pandemia ha generato nuovi e più gravi bisogni, ha lavorato fino alle ultime ore, deliberando al 19 aprile già 260 pratiche per un valore di oltre 4 milioni di euro, riferite a 3 bandi su 4 previsti per il 2021. Auguro un buon lavoro ai nuovi consiglieri, ha aggiunto Morandini, soprattutto in quello che si presenta un anno cruciale per la comunità friulana, chiamata a affrontare la fase decisiva della lotta al Covid e a gettare le basi per la ricostruzione sociale, economica e culturale del nostro territorio. Il Friuli piange uno dei suoi maestri artigiani. A poche ore dal suo 91esimo compleanno si è spento il maestro organaro di Codroipo, Gustavo Zanin. Nel 2017 l'Università di Udine gli aveva conferito la laurea magistrale honoris causa in storia dell'arte e conservazione dei beni storico-artistici per i suoi meriti di profondo conoscitore della tecnica organaria classica, di innovatore e di esempio. Classe 1930, nella sua lunga carriera ha realizzato più di 400 organi in tutto il mondo, dedicandosi anche al restauro e alla conservazione di quelli esistenti, tra cui anche quelli recuperati dopo il terremoto del 76. L'Università di Udine perde un grande amico, ha detto il rettore dell'Ateneo Friulano Roberto Pinton, un professionista di fama mondiale. Per il presidente di Confartigianato Imprese Udine Graziano Tilati se ne va un pezzo della nostra storia, perché quest'uomo non è stato solo un grande artigiano, è stato anche un grande padre. 12 top club del calcio europeo hanno annunciato oggi la costituzione, l'accordo per una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Superlega, ed è un terremoto nel mondo del calcio. Ne parleremo tra poco a Sport FVG e questa sera Bianconero XXL dalle 21 nel nostro appuntamento con le notizie sportive. Poi spazio anche al calcio femminile, ai dilettanti, al basket e alla corsa in montagna con i titoli regionali assegnati a Tramonti. A seguire poi l'appuntamento con il meteo. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buon proseguimento di serata.